Buongiorno da Fiorenzo Caterini, da Ilaria Montis, che molti di voi conoscono, e da Augusto Mulas, che viene invece dal nord della Sardegna. Buongiorno anche da me, ringraziamo Sheila Lindi che ci offre questa opportunità di entrare nel merito di un mondo che è il mondo, appunto, come ho accennato prima, dei nostri antenati. È anche un mondo che un po' abbiamo perso le coordinate, che è quello di comprendere le radici simboliche e sacrali di una civiltà come quella nuragica che caratterizza ancora oggi le nostre visioni, perché la ritroviamo nel paesaggio che ci circonda. Vi leggo una cosettina. È tratta dal libro che ho scritto sul problema storiografico sardo, che mi ha impegnato in alcuni anni di studio, perché per anni ho voluto capire delle cose, cosa succedesse, come mai la più grande civiltà dell'età del bronzo del Mediterraneo occidentale, dell'Europa occidentale, fosse in qualche modo considerata in maniera un po' anomala rispetto all'imponenza che ci voleva trasmettere e comunicare. A partire dal XVI secolo si sviluppò in Sardegna la civiltà nuragica, cosiddetta per le costruzioni che più la caratterizzano, i nuraghi. Sotto il profilo artistico essa maturò tra il IX e il XVII secolo, attraverso il contatto con diversi popoli, i Fenici, da cui deriva la produzione di piccole statuette in bronzo, gli Etruschi e i Micenei, come mostrano le ceramiche, eccetera, eccetera, e l'uso costruttivo della falsa cupola. Questo è il libro di testo delle elementari di mia figlia, che poi prosegue con il nuraghe è una sorta di torre a forma di tronco di cono con dentro i guerrieri. Allora, questa è la visione che la storiografia ufficiale ha della civiltà nuragica e dei nuraghi. Non è proprio la visione scientifica, perché poi nelle università ci sono i dibattiti, c'è tutta una dialettica, no? In cui si dice a volte tutto il contrario di tutto, no? Ci sono le discussioni, ma la declinazione popolare, quella che arriva a formare la cultura dei nostri figli e dei figli di tutti gli italiani e gli europei, è questa. Quindi c'è ci trasmette un forte discrasia tra quella che davvero è la civiltà nuragica e quella che è la sua considerazione storiografica. Allora, noi oggi cercheremo di capire se davvero i nuraghi sono torrette militari troncoconiche con dentro i soldatini che si fanno in eterna guerra tra di loro. Cercheremo di capire qualcosina di più non tanto sull'architettura così complessa dei nuraghi, perché è un'architettura complessa che ci fa capire che razza di civiltà doveva essere per poter costruire un'architettura così complessa, ma cercheremo, grazie ad Augusto e Ilaria, di capire l'apparato simbolico e sacrale che gli sta dietro, perché guardate, noi moderni abbiamo un grosso difetto quando studiamo le cose del passato. Proiettiamo il nostro modo di vivere, la nostra quotidianità, e lo facciamo anche come studiosi, che siamo depositari inconsci del mondo in cui viviamo, e lo proiettiamo nel passato. Ma noi oggi abbiamo completamente perso il legame con la natura, abbiamo completamente perso il legame con i cicli naturali delle cose, abbiamo completamente perso il legame, ad esempio, con gli astri, un legame che anticamente era vivissimo e condizionava la vita quotidiana. Oggi l'abbiamo sostituita con un calendario appeso alla parete,
Quindi l'errore che secondo noi spesso si fa è di proiettare nel passato una visione del mondo che è inaridita, che non è più legata all'ambiente, alla natura, al ciclo naturale delle cose come poteva essere nel passato. Quindi cercare di comprendere la complessità sacrale e simbolica di questi edifici significa connetterci non solo con il passato, con i nostri antenati, con un mondo intero che abbiamo perduto. Abbiamo detto Ilaria Montis, archeologa, lei ha un curriculum che se dovessi svolgerlo ora ci impiegheremo tutta l'ora, invece abbiamo fretta, quindi non possiamo, come dire, raccontare tutte le cose e i titoli che ha Ilaria. Diciamo che comunque è titolare di questo progetto Sardegna Sacra, che molti di voi conoscono, ed è un progetto molto interessante perché cerca proprio di ricostruire questo legame tra noi e il passato e il mondo che ci circonda. E poi c'è Augusto Mulas, anche lui archeologo, che ha scritto un libro secondo me molto importante che è L'Isola Sacra, che è partito qualche anno fa un po' in sordina, ma che piano piano sta riscuotendo, proprio per i tempi che ci vogliono per la scienza, un interesse sempre crescente nel mondo non solo degli appassionati, ma anche appunto degli studiosi. Colgo l'occasione anche in questa sede per ricordare la scomparsa di un grande studioso, scomparso alcuni giorni fa, che è Massimo Pittau, che non a caso, da linguista e da studioso di antichità sarde, per primo ha ipotizzato l'uso cultuale dei nuraghi già negli anni 70, insieme a un antropologo, Carlo Magia, appunto iniziò a concepire in maniera diversa dalla storiografia tradizionale e classica l'uso di questa meravigliosa architettura che è quella nuragica. Quindi inizierei da Ilaria e anche da Massimo Pittau per cercare di comprendere appunto come mai si fa così fatica a concepire questa idea di nuraghe, di civiltà nuragica. All'epoca poi ci furono delle polemiche su questa ipotesi di Pittau, che infatti non incontrò il favore della scienza e degli studiosi, no? Sì, in realtà diciamo che l'idea dei nuraghi come un po' alto, dei nuraghi come edifici cultuali è ben anche più vecchia rispetto a Pittau. Pittau ha il merito di averla per prima divulgata attraverso il suo libro principale da questo punto di vista, che ebbe anche un largo consenso di pubblico, di lettori, ebbe numerosissime ristampe e quindi fu il primo, diciamo, che cercò di spiegarla in modo un pochino più anche se non partendo dai dati archeologici, ma partendo da altre caratteristiche e particolarità dei nuraghi, appunto Pittau essendo un linguista. E questo fu alla base della polemica originaria e anche del fatto che questa tesi, sebbene ebbe un grande successo, comunque non fu accettata dal mondo archeologico. E quindi diciamo che questa frattura è quella che in parte ci portiamo avanti anche oggi. Infatti il paradigma che vedeva i nuraghi come edifici militari, che fu sviluppato inizialmente da Taramelli, però come vedremo fra poco, poi magari do anche la parola a Augusto su questo, comunque con qualche precisazione, poi come tutti forse sapete fu consolidato dagli studi di Lilliu, il padre dell'archeologia sarda, per cui rimase, diciamo, questa visione
come quella imperante. Per tanti anni non fu messa in discussione, per cui che fosse un non archeologo a metterla in discussione chiaramente creava un certo disagio. Per questo motivo questa tesi non fu mai approfondita da un punto di vista archeologico, quindi prendendo in considerazione i dati puramente archeologici, ma fu considerata soltanto da altre prospettive. Infatti, se vediamo la storia degli studi, ci sono tantissimi studiosi anche dopo Pittau che hanno continuato a sostenere l'uso cultuale e il significato sacro dei nuraghi, ma magari sono ingegneri, sono architetti, non sono archeologi. Quindi quello che vorremmo fare con la conferenza di oggi, ma che ha fatto già Augusto brillantemente nel suo libro ormai 7 anni fa, è dimostrare che in realtà sono i dati archeologici per primi che ci raccontano queste tracce del sacro, ovvero contesti archeologici che possono essere interpretati con ben pochi dubbi, perché da archeologa il dubbio ovviamente ce lo mette sempre, però diciamo con ben pochi dubbi come contesti cultuali. Volevi aggiungere qualcosa, Augusto, anche sul discorso del Taramelli, forse? Sì. Vai. Allora, come ha anticipato Ilaria, già il Taramelli, che è un archeologo che ha operato in Sardegna dall'inizio del Novecento, si pone il problema dell'uso di queste strutture, appunto i nuraghi, e nei suoi scavi ritrova dei contesti molto particolari. Posso riferirmi per esempio a Luguerras. Nella camera superiore lui trova un altare vero e proprio di epoca certamente storica, ma che rimanda a delle funzioni legate al culto. Questo lo porta a pensare che probabilmente le parti alte del nuraghe potevano essere riservate appunto al culto degli dei e delle divinità. Anche altri contesti scavati da lui, come il nuraghe Palmavera di Alghero, lo portano a questa conclusione. Però, diciamo così, la sua idea di base è quella che il nuraghe fosse comunque un luogo per la difesa, una fortezza. Non pensiate, diciamo così, che gli studi del Taramelli siano poi così lontani da quelli del Lilliu, perché pensate che Taramelli scava il nuraghe Sant'Antine nel 1938-39, Lilliu inizia lo scavo del nuraghe su Nuragi nel 1949, quindi solo 10 anni dopo. Chiaramente l'influsso dell'idea del Taramelli sul fatto che il nuraghe fosse una fortezza ha influenzato anche le idee dell'Illiu. Nel proseguo della sua attività l'Illiu scava, lui e non solo altri archeologi si trovano continuamente di fronte a contesti cultuali. E qui arriviamo al nodo della questione, perché tutti questi contesti, a partire appunto dall'Illiu in poi, vengono derubricati come un successivo uso cultuale del nuraghe e collocati cronologicamente tra il IX e l'VIII secolo a.C. Quello che ho fatto nel mio libro, ma quello che ho fatto anche nella ricerca della mia tesi nella scuola di specializzazione di archeologia, è stato quello di ricercare se questa cronologia potesse essere spostata più indietro e quindi capire se veramente questo monumento nasce come luogo di vita o come fortezza e poi si trasforma in luogo di culto. Ebbene, la sorpresa è che sono riuscito a identificare qualcosa come 30 nuraghi che presentano contesti anche molto importanti di uso cultuale estesi non solo al nuraghe ma anche al villaggio circostante. Faccio l'esempio del nuraghe su Mulino di Villanova Franca. E questa data che dicevamo prima, IX-VIII secolo avanti Cristo, che in termini diciamo scientifici si riferisce alla cosiddetta età del ferro, risale ormai con i nuovi scavi addirittura al bronzo finale, se non al bronzo recente, quindi tra il 1300 e il 1200 a.C. Ci troviamo in casi eclatanti come questo che vediamo proprio nell'immagine che scorre ora, cioè questo è il nuraghe Nurdone di Orani, dove il nuraghe sarebbe stato fondato, quindi costruito intorno al 1400. Sì, possiamo mettere anche qualche immagine del nuraghe. Questo nuraghe sarebbe stato costruito a partire dal XV secolo e dopo solo i 2 secoli di vita trasformato completamente in un luogo di culto, tant'è che
l'archeologa che lo indagò lo chiamò il nuraghe tempio, proprio perché ha restituito una serie di strutture legate al culto dell'acqua e anche questi particolari conci iscritti, nonché una quantità di materiali bronzei sterminata, che erano tutti oggetti votivi. Ma la cosa che suona strana, appunto, che questa struttura, nata per essere una fortezza, un luogo di vita, dopo meno di 150 anni viene trasformata, secondo questi studi, in un luogo di culto e poi per il millennio successivo continua la sua vita come luogo di culto. Questo secondo me è un contrasto evidente. È chiaro che, ecco, vedete, queste sono alcune delle strutture del nuraghe, dove appunto dal cortile interno, dove è presente una fonte sacra, l'acqua defluiva in una vasca esterna, una vasca lustrale, dove venivano celebrati culti anche diciamo così, alle persone che andavano lì ad adorare le divinità. Quindi mi sembra molto importante focalizzare questo aspetto. Questa data che si è sempre data per scontata invece deve essere fatta risalire a tanti secoli prima, e questo appunto pone un nuovo interrogativo. Siamo sicuri che il nuraghe non nasce invece come luogo di culto e poi svolge anche delle funzioni secondarie, come per esempio possono essere gli accumuli di materiali di pregio, ma anche di derrate alimentari. E concludo. Naturalmente il caso non si restringe soltanto al Nurdore, come dicevo prima, ci sono tanti nuraghi ormai che testimoniano questo tipo di dinamiche. Faccio una domanda, così cerchiamo anche di, perché Augusto è già entrato proprio nel, In media res, proprio nel a portare alla superficie le prove di questa interpretazione. Allora, si è detto l'interpretazione per tanti anni è stata quella del nuraghe fortezza, poi nel corso degli anni si è cominciati anche a ragionare su una multifunzionalità del nuraghe, su una polisemia del nuraghe, cioè sulle molteplici funzioni del nuraghe, tra cui anche quella cultuale. Tra l'altro lo stato della storiografia a volte, come dire, proietta nella cronologia del nuraghe quella che in realtà, secondo me, è invece la storiografia, cioè dice sono nati come fortezze e poi soltanto dopo sono diventati luoghi di culto. Io da antropologo contesto questa soluzione, perché in genere le fortezze non vengono mai trasformate. I luoghi militari sono dissacranti per loro natura e non diventano mai dei luoghi di culto. Però su questa cosa, Augusto, come Ilaria, insomma, come la interpretate voi questa cosa? Cioè, secondo voi già dal rito di fondazione noi possiamo dire no, questo è sì un edificio polisemico, perché dovete capire che nell'antichità sacro e profano erano mescolati insieme, non erano divisi come oggi, quindi la riunione degli anziani poteva avere, no, una sacralità che oggi i nostri consigli comunali non hanno, no? Ecco, c'è anche da dire questo, quindi c'era una mescolanza, una compenetrazione di sacro e di laico che oggi noi abbiamo perduto. Ecco, già dai riti di fondazione noi possiamo pensare che questi nuraghi avessero già una funzione sacrale, simbolica. Allora, prima di tutto volevo aggiungere qualcosa su quello che hai detto della mescolanza cosiddetta tra sacro e profano. Diciamo, noi per semplificare oggi diciamo così, perché chiaramente nel nostro mondo esiste il concetto di laico ed esiste il concetto di civile, concetti che anticamente non esistevano. Per cui anticamente tutto ciò che era comunitario, che riguardava tutta la comunità e in primis anche le attività pratiche legate alla sopravvivenza,
ma non solo, anche i cosiddetti scambi commerciali, che in realtà non sono commerciali come li intendiamo oggi. Tutte queste attività che comunque sono legate alla sopravvivenza e all'economia erano comunque inserite in un ambito del sacro, dovevano sottostare a certe leggi sociali, ma anche potremmo dire tra virgolette divine, nel senso che ogni attività doveva essere inquadrata in quel sistema, per cui anche a livello rituale e cultuale c'erano delle prescrizioni ben precise da seguire. Quindi questo pone alcuni problemi poi per l'interpretazione, perché noi, partendo dal nostro presupposto di voler distinguere ciò che è cultuale da ciò che non lo è, in realtà forse partiamo da un presupposto sbagliato se vogliamo comprendere meglio le civiltà antiche. Certo, possiamo comprendere magari la funzione specifica a livello materiale di un determinato edificio e determinato ambiente, però proprio per quello che vi ho detto poco fa, ovvero che anche per dire una riunione tra vicini, tra comunità confinanti, doveva comunque essere in qualche modo sacralizzata, ci potrebbe portare a una grossa incomprensione, a dei grossi fraintendimenti, se vogliamo separare questo troppo nettamente. Per cui l'attuale visione del nuraghe come edificio cosiddetto polifunzionale, ovvero sede di, magari ne parliamo meglio anche di questo, che va ora diciamo per la maggiore nel mondo degli studi in questo complesso momento che potremmo anche definire di cambiamento di paradigma. Questa definizione di edificio polifunzionale non è che sia scorretta di per sé, però quello che dico io è che comunque l'accento rispetto alla complessità, al significato profondo del nuraghe e di ciò che rappresentava per la comunità stessa, l'accento è sul sacro e su pratiche, come vedremo meglio analizzando i contesti, di natura sacrale. Poi non è detto che appunto secondariamente o non ci potessero essere anche ambienti riservati a delle funzioni secondarie, però una cosa è il significato primario di un edificio, di un luogo di culto, una cosa sono tutte le funzioni accessorie che ci sono, perché chiaramente nulla era così separato a compartimenti stagni come oggi. Posso fare l'avvocato del diavolo Sì. con Augusto? Vai. Voglio rispondere alla domanda. Così hai 3 risposte. Perché ti faccio? Vabbè, Ti faccio. Allora, Probabilmente perché hai detto una cosa molto importante prima. Posso Aspetta, dire allora. velocemente? no, ti faccio 2 domande. Così Posso sono la 3 quarta, domande. così lo- 3 domande. La quarta del pubblico così lo... alla fine. 3 domande. A 3 domande. Una è quella, poi l'altra è perché voglio fare l'avvocato del diavolo. La contestazione che viene fatta sull'uso culturale dei nuraghi e sull'eccessivo numero di nuraghi. Troppi nuraghi non è possibile che potessero essere in tutti i luoghi. L'altra contestazione che viene fatta sull'uso culturale dei nuraghi è ma non ci sono già i pozzi sacri come luogo sacro per il culto delle acque, oppure anche fonti sacre, tombi dei giganti, cioè ci sono già altri luoghi di culto, perché pensare che non è un'esagerazione? Ecco, quindi tre risposte da darmi, hai circa 6 minuti per 3 risposte, 7 minuti dai. L'ansia cresce a questo punto perché devo organizzare le idee. Allora, no, la prima secondo me cosa che hai detto è molto importante, e però bisogna partire da una premessa. Purtroppo abbiamo delle carenze da un punto di vista dell'indagine archeologica che sono tante. Basta dirne una. L'unico nuraghe che è stato scavato a livello di fondazioni, che ha ricevuto quindi un'indagine profonda, è stato proprio solo il nuraghe a Rubbio. Possiamo vederla qualche immagine? E mi riferisco a quello che chiedevi. Possiamo dire che il nuraghe è consacrato sin dall'inizio? Allora, abbiamo un caso, per adesso, e scopriamo che in quel caso il nuraghe ha ricevuto una fondazione sacra sin dall'origine. E non è questo il vaso che ci interessa, l'altra slide, quella dove vediamo la planimetria del nuraghe, e quello che vediamo in basso è un vaso miceneo, un alabastro miceneo. Questo dato non è un dato di Augusto Mulas, ma dall'archeologa Fulvia Lo Schiavo che ha scavato il nuraghe, e
quel vaso è stato spezzato ritualmente, rotto, nella nicchia all'ingresso della camera principale, vedete lì dove c'è il libro, no, questa mia edizione del vasettino, là, gli ambienti del nuraghe, torre C, cortile centrale, torre A e qualche altro frammento sparso. Questo sta a indicare che come mai in un monumento costruito in Sardegna si usa un vaso cultuale e soprattutto un vaso che la scienza ci dice è usato nelle cerimonie, per esempio, funebri. Veniva utilizzato anche come segnacolo nelle sepolture. Quindi ecco che il nuraghe ha ricevuto già una prima consacrazione, chiamiamola così tra virgolette. Successivamente, possiamo vedere l'altra slide, e lì siamo nel XIV secolo a.C., successivamente intorno tra il XII e gli inizi dell'XI, una nuova consacrazione, così viene definita, e in questo ambiente del nuraghe a Rubiu viene deposta quest'olla che fortunatamente adesso è stata analizzata nel dettaglio e ha dimostrato che all'interno, per esempio, sono state trovate tracce di vino, tracce di grassi animali, vino, badate bene, comunque da cultivar, cioè vitis vinifera, quindi avevano già una coltivazione del vino già da quel periodo. Quindi questo nuraghe ha 2 consacrazioni addirittura. E poi potremo, qua il discorso si allargherebbe troppo, vedrete l'immagine a fianco al vaso, vediamo decine, centinaia di frammenti. Quando gli archeologi hanno scavato il cortile e la camera principale e adesso anche le torri laterali, il contesto era sempre questo: tantissimi frammenti di vasi di roti, solo questo trovato appunto intero, e tantissimi ossi di animali. Quindi ci si chiede perché un luogo di vita doveva essere utilizzato tra virgolette quasi come una discarica, perché questo continuo ammasso di quelle che invece potrebbero essere lette più, forse con più attenzione, come offerte di cibi rituali alla divinità. Questo non accadeva solo in Sardegna, accadeva in tutte le culture preistoriche. L'offerta che si faceva alla divinità era sostanzialmente un'offerta appunto legata al mondo della natura, degli animali, ok? E qui ci fermiamo per questo primo punto. Invece per quanto riguarda il numero, una cosa importante da dire è che quando noi parliamo di nuraghi e diciamo cifre tra 7.000 e 8.000 nuraghi presenti in Sardegna, ci dimentichiamo sempre di dire però che questa è una fotografia di questo momento. La civiltà nuragica è durata qualcosa come 1.000, forse anche 1.200 anni. Quindi questi 8.000-7.000 nuraghi non sono stati costruiti nell'arco di pochi anni, ma nell'arco di più di un millennio. Ecco che si spiega perché un numero magari così elevato di luoghi di culto. Se volessimo fare un confronto con la nostra società attuale, basterebbe dire, non so quante di voi sanno, che in Sardegna tra chiese campestri e chiese abbiamo più di 5.000 chiese. Eppure la nostra è una società tutt'altro che pacifica, no? E che religiosa per certi aspetti, quindi non deve stupire, anzi è proprio il discorso contrario, erano popolazioni che avevano molto più contatto col sacro e quindi probabilmente avevano molta più necessità di avere luoghi di culto. Poi le dinamiche per cui molti di questi nuraghi venivano costruiti e abbandonati dovrebbero essere approfondite ancora di più. Sono cose comunque anche difficili da comprendere sino in fondo. La terza? La terza, ecco, il discorso perché il nuraghe e poi i pozzi sacri. Intanto esiste uno iato cronologico enorme, dalla costruzione dei primi nuraghi all'inizio della costruzione dei primi pozzi sacri. Io diciamo scherzosamente nel libro, infatti ho detto, evidentemente se il nuraghe è una fortezza, nei primi 5 secoli di vita questi nuragici non avevano luoghi di culto, perché il nuraghe nasce nel XVII-XVI secolo a.C., i primi pozzi iniziano a essere costruiti intorno al XII-XI. Quindi in questo arco cronologico queste popolazioni dove andavano a espletare i loro riti, perché sicuramente espletavano dei riti legati alla religione. E questo mi ha portato a approfondire anche un altro aspetto, che è quello della genesi del pozzo sacro, una genesi che secondo me, come appunto scrivo nel libro, è rintracciabile all'interno del nuraghe stesso, perché molti pozzi dei nuraghi, faccio l'ultimo esempio eclatante, è il nuraghe Barlu, qua vicino a Guasila, che appunto ha un pozzo all'interno che veniva usato per espletare dei culti.
Ok? È come ecco, questo per esempio il Kukurunuragi, qua di settimo San Pietro. Per accedere a questo pozzo sacro si accedeva dal cortile del nuraghe e poi da una delle torri secondarie. E noi, adesso qua sono solo alcune slide, possiamo vedere come questi pozzi, che prima erano delle semplici cisterne, piano piano si sono andati, diciamo così, abbellendo con l'aggiunta di scale, sino a che il pozzo sacro, io dico così, si, tra virgolette, emancipa dal nuraghe e diventa un monumento a sé stante, fuori dal nuraghe, non a caso in un momento in cui gli studiosi stessi dicono che i nuraghi non si costruivano più. Quindi è probabile che ci sia stato anche un cambiamento da questo punto di vista. È una concezione abbastanza nuova, quasi quasi per me che vi leggo da fuori, anche rivoluzionaria, questa idea del luogo di culto del pozzo sacro che nasce dal nuraghe. Vorrei che tu ci aggiungessi qualcosa, poi vi faccio una domanda sull'archeastronomia. Quindi preparatevi. Ma, allora, come diceva Augusto, spesso non viene considerata correttamente la civiltà nuragica nel suo sviluppo diacronico, cioè in questo sviluppo che copre quasi un millennio, perché in realtà noi per i nuraghi più antichi abbiamo anche delle datazioni al 1800 a.C., per cui diciamo che anche la cronologia vera e propria di quando si iniziano a costruire i primi nuraghi ancora deve essere ulteriormente precisata, perché abbiamo pochissimi dati dai nuraghi più antichi, quindi anche queste datazioni, diciamo che oggi vengono considerate i punti di riferimento, bisogna sempre ricordarsi che possono essere ulteriormente precisate, per cui potremmo eventualmente anche un domani vedere che dobbiamo rialzare la costruzione dei nuraghi magari anche di diversi secoli. Ok, quindi questo è un primo punto. Per quanto riguarda il discorso dei pozzi, in realtà in quasi tutti i nuraghi noi troviamo dei pozzi che hanno chiaramente delle posizioni diverse, in quanto i nuraghi sono tutti diversi tra di loro. È un aspetto molto importante dei nuraghi e della civiltà nuragica in genere, è che si adattano perfettamente all'ambiente naturale in cui sono, anche rispetto all'uso delle risorse che ci sono, delle risorse naturali. Per cui a seconda di come era l'acqua e di come loro volevano costruire il nuraghe, in considerazione anche della morfologia dell'ambiente e di altre problematiche, allora avremo che il pozzo può assumere diverse posizioni rispetto alla planimetria del nuraghe. Quindi abbiamo degli esempi molto significativi tra l'altro in cui abbiamo il pozzo all'interno della torre centrale del nuraghe, abbiamo diversi esempi, ma abbiamo anche altri esempi in cui l'abbiamo nel cortile. Oppure abbiamo degli esempi emblematici come il caso della torre nord, cioè del nuraghe Sant'Antini, in cui addirittura abbiamo 3 pozzi e in cui per quello della torre nord gli stessi archeologi che hanno scavato si sono trovati costretti, tra virgolette, a riconoscere comunque un contesto cultuale. E qui possiamo anche ricollegarci brevemente a quello che diceva Fiorenzo rispetto ai riti di fondazione. In realtà il discorso dei rituali siamo ancora abbastanza in una fase embrionale rispetto allo studio, perché abbiamo dei casi molto importanti come quello che abbiamo visto prima della consacrazione della torre del nuraghe a Rubbio, abbiamo appunto la torre nord del nuraghe di Sant'Antine con questo pozzo che si può definire a tutti gli effetti pozzo sacro, che a un certo momento, anche quello probabilmente viene riconsacrato dopo un certo periodo di uso, e questo ci fa vedere anche che comunque i nuraghi erano dei luoghi vivi che erano utilizzati per secoli e secoli, per cui è anche normale che a intervalli di tempo che non possiamo definire a prioristicamente perché variano da caso a caso, venissero anche ripuliti e riconsacrati. Per questo a volte noi sappiamo da dati archeologici che comunque abbiamo che magari il nuraghe è stato costruito nel 1600, nel 1500 a.C., ma poi abbiamo dei contesti più recenti e per cui è difficile mettere in relazione le varie fasi d'uso, perché per le fasi più antiche abbiamo proprio meno dati e meno stratigrafie. Allora,
io mi sono proposto ogni tanto di gestire i miei due amici archeologi, perché loro quando partono per la tangente poi non si fermano più, e quindi mi sono proposto di fare questa cosa. Allora, la domanda che sono sicuro è quella che appassiona Paolo, quella sull'archeoastronomia, perché da antropologo mi sono sempre posto il dubbio, ma è un dubbio critico sullo stato attuale degli studi, perché c'è molto scetticismo. A differenza di altri ambiti, magari non è uno scetticismo assoluto, però c'è un po' così di scetticismo, e a volte anche emerge un certo sarcasmo quando si concepisce l'edificio nuragico, gli edifici di epoca nuragica, come orientati con gli astri, cosa che invece da antropologo per me è scontato, perché tutti gli edifici antichi erano in qualche modo, in maniera diversa, orientati con gli astri, per il semplice motivo che gli astri dettavano la vita quotidiana degli antichi, quindi era scontato, è una cosa scontata per l'antropologo che ha analizzato questa cosa. Però la cosa interessante, Ilaria Augusto, su cui vorrei il vostro parere, è che questo orientamento con gli astri presuppone una progettualità degli edifici nuragici che li rende straordinari. Un tempo si diceva l'anarchia dell'edificio nuragico, cioè costruito un po' che causa Paris espernes, no? Gettando un po' a casaccio le pietre, vediamo cosa succede. Invece c'è una progettualità di fondo che è straordinaria, non è Stonehenge, che in qualche modo è anche facile da un certo punto di vista riuscire ad orientarvi con gli astri. Invece un edificio così complesso, articolato, col doppio rifascio, con le scale elicoidali, con le niche, riuscire a orientare con gli astri, cose che ormai gli studi, possiamo dirlo, iniziano ad essere abbastanza comprovati, presuppone una progettualità e anche un'idea di avanzata di civiltà che insomma renderebbe la civiltà nuragica molto meno vista in maniera riduzionista di come viene vista oggi. Augusto, Ilaria? Allora, Fiorenzo ha già messo l'accento sulla cosa più importante, cioè proprio per fugare il campo da qualsiasi tipo di dubbi. Il legame di questi monumenti con le stelle è un legame che è prettamente appunto legato alla vita quotidiana di tutti i giorni. Noi sappiamo che per gli antichi ormai è una cosa accertata, non solo in Sardegna, un po' in tutto il mondo, erano collegati per dire ai solstizi d'inverno e estivo. Ma perché? Noi questo lo sappiamo per esempio anche da fonti molto antiche, come può essere per esempio Esiodo, che è vissuto nell'VIII secolo a.C., cioè l'uomo aveva bisogno di darsi un calendario preciso, ma semplicemente per il fatto che, oltre che appunto adorare le divinità, avevano necessità di scandire per esempio i tempi dell'agricoltura. Cioè se io so quando inizia la stagione o termina la stagione estiva, quando inizia l'inverno, col solstizio invernale o gli equinozi, so quando devo seminare. Sembra una cosa banale, ma è così, serviva per vivere, oltre che per naturalmente un legame con le divinità. Per venire al caso specifico, in Sardegna non posso non sottolineare e citare gli studi di un caro amico che è Mauro Peppino Zedda, che ha iniziato ormai dagli anni 90 a trattare questo argomento, arrivando ad avere pubblicazioni a livello internazionale, e in particolare uno studio rivolto a questi monumenti straordinari che vediamo qua nelle slide, il nuraghe Sant'Antine e il nuraghe Rosa, che già di per sé con questa forma così particolare, triangolare, che sembrerebbe non avere quasi una motivazione specifica, invece sono perfettamente, come dice l'amico Mauro ma anche Paolo qua presente, incardinati all'interno degli assi solstiziali, cioè le loro cortine murarie sono state costruite tenendo in considerazione l'orientamento di questi assi. Una motivazione chiaramente in più per poter vedere questi edifici come degli edifici legati al sacro, ma potremmo citare tantissime fonti, ad esempio lo stesso Plinio il Vecchio metteva in collegamento il sorgere o il tramontare di alcune stelle particolari o raggruppamenti di stelle, e lo metteva in collegamento con l'inizio e la fine della navigazione nei mari. Quindi
l'uso, appunto, la conoscenza di questi, del movimento delle stelle oppure anche del Sole, aveva dei fini, oltre che religiosi, meramente pratici. Questo, secondo me, è importante, il messaggio che deve arrivare. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, infatti, che si ricollega anche a quello che dicevo io, che cioè il cultuale, il religioso, lo spirituale e il pratico sono strettamente intrecciati, quindi non bisogna pensare che qualcosa di spirituale e di religioso fosse fine a se stesso. Oggi, come consideriamo oggi noi gli aspetti cultuali, oppure sembra quasi che rimangano un po' lì rispetto alla realtà, perché la religione cristiana ci ha abituato a questa visione totalmente trascendente della divinità rispetto alla vita che noi facciamo sulla terra. Anticamente non era così. Tra l'altro, rispetto a questo discorso degli orientamenti, vorrei aggiungere soltanto una cosa. Come appunto hanno detto Fiorenzo e Augusto, ormai abbiamo tantissimi studi da più di 20 anni che mostrano in maniera inequivocabile questi orientamenti, per cui gli orientamenti non si discutono. Quello che però bisogna fare è interpretarli non soltanto ai fini del preciso target astronomico, che perdonatemi il tecnicismo, però se vedete questa slide probabilmente intuite a cosa mi riferisco. In questo caso ovviamente è abbastanza scontato in che modo è stato orientato il nuraghe, ma quello che vorrei aggiungere è un fatto che riguarda l'interpretazione, cioè erano collegati gli specifici orientamenti del nuraghe a qualche culto, attività cultuale, cerimonia, attività rituale specifica diversa da nuraghe a nuraghe. Ecco, questo sarebbe l'ulteriore passo avanti interpretativo che dovremmo avere il coraggio di cercare di fare, unendo all'interpretazione degli orientamenti l'interpretazione dei dati archeologici, perché fino adesso vengono considerati sempre come due mondi completamente separati e non vengono messi in relazione tra di loro, e questo è un gran peccato. Chiaramente non mancano i problemi da un punto di vista strettamente scientifico e metodologico nel fare un'operazione di questo genere, però bisogna provarci, perché altrimenti sì, ok, nurago orientato, punto, tanto piacere, ma cosa mi dice quell'orientamento per capire qualcosa in più sulla civiltà nuragica? Questa è la nuova frontiera, diciamo, degli studi che ci piacerebbe esplorare. Mancano 10 minuti alla fine di questo nostro incontro. Io vi do una brutta notizia, avrei voluto dare la parola a voi per avere delle domande, ma ho necessità in realtà di fare un po' una sintesi e di cercare di capire alla fine, insieme a Ilaria e Augusto, il significato anche di questo nostro incontro. Ma se voi siete d'accordo, solo se voi siete d'accordo, noi vi promettiamo di dedicare una mattinata a questo tema con i vostri contributi e con le vostre domande. Ora invece, appunto, vi chiedo scusa, ma vorrei fare una sintesi anche per dare un senso a questo nostro incontro con Ilaria e Augusto e capire appunto dove stiamo andando, se ha senso per gli studi proseguire su questo filone di indagine, capire ad esempio una cosa che a me da antropologo, io poi con loro mi relaziono sempre appunto anche da questi due punti di vista, loro sono più sul dettaglio, io un po' più sugli aspetti generali, ma quando io sento parlare di resti di cibo come discarica interna a un nuraghe, come ho sentito parlare da valenti archeologi e in pubblicazioni scientifiche molto importanti, mi rendo conto che manca una interdisciplinarietà degli studi, perché nessun antropologo dichiarerebbe mai una cosa del genere, per un motivo molto semplice, che gli esseri umani di tutti i luoghi, di tutte le epoche, tendono in qualche maniera a distanziarsi dai luoghi di scarica dei propri resti alimentari per mere ragioni igienico-sanitarie. Quindi non è pensabile una situazione di questo tipo dal punto di vista proprio della natura umana. Quindi, ma questa è una delle piccole tante cose che non tornano, ma che tornerebbero
leggendo l'Isola Sacra di Augusto e ascoltando le conferenze di Ilaria. Quindi Ilaria e Augusto avete esattamente 3 minuti a testa. 3 minuti a testa per fare la sintesi e dare un senso a questo nostro incontro. Vi chiedo ancora perdono per non aver dato la parola a voi, ma vi promettiamo, se voi siete d'accordo, che rifaremo questa conferenza più aperta prossimamente. Chi inizia? Chi vuole? Quindi 3 minuti Augusto, vai. Allora, 3 minuti li utilizziamo per spiegare queste 4 slide che scorrono adesso continuamente, perché questo è proprio un caso emblematico di un nuraghe cosiddetto riusato cultualmente. Questo è il nuraghe Fontana di Tiretu. E questa è la camera centrale. La camera centrale, quando venne scavata, anche in questo caso venne rinvenuta all'interno una marea di vasi, alcuni interi, altri in frammenti, vennero rinvenute ossa d'animale e vennero rinvenuti questi particolari, adesso lo vedete, vabbè, un focolare, un bettilo torre, che questo naturalmente non è l'originale, però se si va lo si trova, e soprattutto questi tavolini littici che non hanno una spiegazione, che non può essere che legata a un qualcosa di cultuale. Oltretutto, nel corridoio d'accesso a questa camera, che vedete è dotata di un bancone sedile, si trovava questa olla che vediamo qui, che era completamente piena di frammenti di lingotti di rame, o chiamati in termine specifico lingotti oxide, cioè lingotti a pelle di bue, e un altro poi vaso nella nicchia centrale, cioè era un chiaro esempio di come all'interno di questo nuraghe si dovessero svolgere questi atti di culto. Infatti un'archeologa che a me piace tantissimo, Lallo Schiavo, diceva che questi frammenti rinvenuti all'interno di questi piccoli tesoretti non fossero altro che un dono alla divinità, cioè una parte per il tutto. Non potendo donare un intero lingotto, se ne donava un frammento. Guarda caso sono rimasti e arrivati fino a noi, nessuno li ha toccati, proprio per il tabù, l'intangibilità del dono appunto portato alla divinità. Stanno cacciando via, quindi Ilaria anche 1 minuto e mezzo. È difficile scegliere tra le miliardi di cose che vorrei dire, 1 minuto e mezzo. Comunque mi riaggancio velocemente a questo che stava dicendo Augusto. Diciamo che tutti questi contesti in cui noi troviamo, per esempio, oltre a questi tesoretti di natura chiaramente votiva, quindi magari con bronzetti, con pugnali, con spade, chiaramente sono oggetti di natura votiva e di lì non si discute. Quando troviamo comunque queste pentole con dei resti animali all'interno, ma delle pentole intere, sotterrate all'interno di una camera, magari anche in delle posizioni precise, qualche domanda in più bisogna farsela rispetto a una superficiale interpretazione come il resto di pasto, perché non è concepibile che dopo mangiato uno seppellisca la pentola intera con le ossa dentro sotto il pavimento di casa. Ecco, quindi giusto per semplificare e banalizzare l'estremo. Per cui chiaro, trovo una pentola e trovo delle ossa, ma se dico il resto di pasto è già un'interpretazione. E siamo sicuri che l'interpretazione è corretta? Io non lo sono affatto in questo senso, per cui ci si dovrebbe limitare a dire quello che si è trovato è il contenuto, perché comunque ci sono tantissimi di questi contesti che sono stati anche scavati, che attendono comunque di essere studiati e analizzati meglio, e speriamo che in futuro interpretati, e speriamo che in futuro lo si faccia. Quindi sì, dal punto di vista della ricerca c'è veramente tantissimo da fare in questo senso, e mi sembra anche molto promettente per poter dare una svolta a questo complesso problema della funzione e del significato dei nuraghi, perché se non capiamo questo non capiamo niente della civiltà nuragica, essendo il nuraghi il simbolo e l'edificio più importante. Qua chiuso. Grazie a tutti di essere stati con noi in questa ora. Speriamo di avervi fornito qualche informazione utile per capire il nostro passato. Grazie.